aggiungere io alcuni elementi ulteriori. Una prima considerazione che molto spesso sfugge all'opinione pubblica. Una legge dello Stato, la 244 del 2008, trasferisce per il nostro settore alle regioni, pro quota, somme riservate al trasporto pubblico locale. Partiamo da questo elemento. Quando voi avrete forse sentito dire che le regioni facevano una richiesta allo Stato nazionale di fiscalizzare le risorse riferite al trasporto pubblico locale, bisogna ricordarci sempre che il trasporto pubblico locale è fatto di due settori fondamentali: quello su gomma, tram, ferrovie locali, a Venezia anche acqua, e il trasporto regionale su ferro gestito da Trenitalia. Questa richiesta che avrete visto dalle cronache nazionali, le regioni hanno fatto allo Stato, riguarda semplicemente Trenitalia, perché il nostro settore ha già le risorse fiscalizzate dal 2008. Mese per mese, sulla base di questa legge, le nostre regioni ricevono una quota delle aliquote sulle accise dei carburanti destinata al trasporto pubblico locale. E sono risorse che sono cresciute dal 2008 ad oggi, per quanto riguarda la nostra regione, di circa 50 milioni. Di 50 milioni rispetto alla base storica del 2008. Per l'azienda o per la regione? Per la regione, non per l'azienda, per la regione. Ha parlato di regione. Noi abbiamo chiesto, quindi non è che chiediamo soldi al bilancio regionale perché bisogna soddisfare le esigenze, le richieste giuste o sbagliate dei nostri servizi. No, la regione ha nelle sue casse le risorse che mensilmente vengono dallo Stato nazionale destinate al trasporto pubblico locale. Tutte. Non ce le restituisce integralmente. Senza farvi tutto l'escursus degli anni passati, vi basti dire che nel 2011, dopo il recupero fatto in assestamento di bilancio, che ha fissato a 268 milioni la quantità di risorse da destinare ai servizi di trasporto pubblico locale, la Regione si è trattenuta comunque nelle proprie casse 27 milioni. 27 milioni. Se quest'anno parte con un bilancio preventivo in cui si decurtano di altri 15 milioni le risorse con le quali abbiamo chiuso l'anno 2011, significa che quest'anno la Regione del Veneto, per risorse che vengono dallo Stato nazionale, per legge orientate, destinate al trasporto pubblico locale, si trattiene 41 milioni. Quindi non veniamo a chiedere risorse aggiuntive alle finanze regionali, no, chiediamo alla Regione Veneto, realisticamente abbiamo chiesto non di restituirci tutte le risorse che vengono dallo Stato nazionale, in teoria ne avremmo diritto come servizio. Ma sono vincolanti questi, cioè loro dicono di no. È una vecchia battaglia. È una vecchia querella, cioè una legge dello Stato le motiva come da destinare al trasporto pubblico. Cioè la legge dello Stato le motiva a cosa destinare? Assolutamente, dice per i servizi di trasporto pubblico locale, comma 295 della legge 244 del 2008, dice che lo Stato metteva a disposizione delle regioni queste risorse, riordinando tutta una serie di norme precedenti, raggruppandole in un unico prelievo e incrementandolo di questi 50 milioni all'anno circa che dal 2008 sulla base storica vengono in Veneto. Ma scusa, ma sull'interpretazione delle norme, no, vabbè, però come adesso interpretano le norme in regione, potremmo aprire, va bene, però adesso aprire per i nostri amici dibattito. della stampa, scusa, Massimo, per dire, diamo le informazioni, perché se no sembra che noi andiamo a chiedere soldi alla regione. No, noi chiediamo alla regione che vengano riservate al settore le risorse che vengono dallo Stato nazionale, e siccome responsabilmente ci è sembrato, ci siamo fatti carico di una condizione di difficoltà comunque che c'era,
Per senso di realismo abbiamo chiesto per quest'anno, con una lettera indirizzata al Presidente della Regione, agli assessori, al Consiglio regionale, di attestarci almeno sul livello di anno scorso, cioè 268 milioni, accettando comunque che di fronte a una condizione di crisi delle finanze regionali 27 milioni venissero in ogni caso utilizzati per fare altro. Chiaro? Quando gliel'avete mandata questa risposta? Gliel'abbiamo mandata, poi ve la facciamo fotocopiare anche questa, ve l'abbiamo mandata sottoscritta da tutte le aziende il 2 febbraio. 2 febbraio. L'abbiamo anche ribadita in audizione seconda commissione. Quindi... una seconda cosa come elemento di valutazione che vi preghiamo di rappresentare. Molto spesso uno degli spot preferiti è quello di dire ma è un settore di spreco, c'erano risorse ma non c'è ragione di dargliele, perché è un settore che spreca tante risorse. Ora ci siamo fatti carico di organizzare delle tabelle che prendono, qui d'accordo io ho utilizzato anche quell'altra cosa, quelle informazioni che mi vengono dall'altra responsabilità che ho a livello nazionale. Vi daremo questa tabellina in cui vi si dice regioni evidenziate in giallo in alto, abbiamo messo Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Romagna, se volete il nord del paese. E abbiamo messo in questa tabellina tre elementi: rapporto ricavi dai costi, quanto è il corrispettivo che ci danno a chilometro per il trasporto urbano, quanto è il corrispettivo che ci danno per il trasporto extraurbano. Ve li leggo, ma poi tanto è inutile che prendete appunti, vi diamo la cosa, li ricopiate più agevolmente, però siccome è una conferenza stampa ci sembra giusto che ve li diciamo anche a voce. Ricavi sui costi. In Piemonte sono al 32%, in Emilia Romagna sono al 31%, in Friuli Venezia Giulia sono al 34%, in Lombardia al 41%, in Veneto siamo al 44%. Poi c'è la tabellina, avete anche tutte le altre regioni, vi abbiamo scelto soltanto queste del nord per continuità e vicinanza territoriale. Comunque la media nazionale è il 30, la media è il 30, in Veneto siamo al 44 e siamo la prima regione d'Italia. Cioè a dire, le nostre aziende hanno una gestione che è tra le migliori, dovrei dire, guardando solo questo parametro, è la migliore d'Italia per ricavi da tariffe. Una seconda tabella che vogliamo voi valutiate è quanto ci danno a chilometro per il trasporto urbano e per il trasporto extraurbano. In Friuli Venezia Giulia danno 2,08 € a chilometro. La regione o? La regione. In Piemonte danno 2,05 € a chilometro. In Lombardia danno 2,05 € a chilometro. In Emilia Romagna danno 2,02 € a chilometro. In Veneto 1,09 € a chilometro. Quindi abbiamo sull'urbano, tra le regioni del nord, il contributo chilometrico più basso. Poi nella tabellina trovate anche altre regioni indicate, tutte le regioni d'Italia. Meno di noi prendono soltanto la mia terra d'origine, l'Umbria, 1,07 € a chilometro, e le Marche 1,08 € a chilometro.